Mattinata di follia a Montebelluna, marocchino 25enne semina il panico, mezzo nudo lancia in aria i tavolini del bar in centro, ferito il titolare, il sindaco, ora i Daspo urbani. Oltre 2000 persone a Vidore hanno salutato per l'ultima volta Luca Carrera e Patrizia Bisol, i coniugi morti domenica sulla Feltrina. Eravate i nostri punti di riferimento, il ricordo. Si cerca senza sosta il giovane 26enne di origini francesi scomparso l'8 giugno scorso dal Cafoncello di Treviso. I genitori si affidano a un legale trevigiano. Ha bisogno di cure, aiutateci. Quello della casa è un bene non tutelato, così il Sunia di Treviso. Non si tratta più di un'emergenza, ma di una bomba sociale. È scontro aperto tra Comune di San Zenone e Regione sulle opere compensative della superstrada pedemontana veneta. Sullo sfondo la diffida del sindaco al presidente Zaia. Mascherine addio nei cinema e nei teatri, fortemente raccomandate per gli esami di terza media e maturità. Esercenti soddisfatti. Il mondo della scuola per gli orali è una buona notizia. Un pezzo di storia che se ne va. Longarone piange la morte di Gianni Olivier, il maestro, testimonianza vivente del disastro del Vajont. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali la mattinata di autentico terrore che si è vissuta in centro a Montebelluna, dove un marocchino 25enne è andato in escandescenza danneggiando un locale e aggredendo anche il titolare. Ora i Daspo urbani, dice il sindaco. Questa la cronaca di Daniela Sizia. Sembrano momenti interminabili di pura follia al bar alla Loggia in piazza Mazzini, nel cuore di Montebelluna. Un 25enne all'improvviso entra nel locale seminudo, tenta di asportare degli alcolici, interviene il titolare e l'uomo inizia a dare in escandescenze sotto gli occhi atterriti degli avventori. Nessuno riesce a calmare gli animi del 25enne di origini marocchine senza fissa dimora, già noto alle forze dell'ordine. Lancia in aria tutto ciò che trova davanti, tavolini, tovaglie, sedie. Accade intorno alle 10, quando all'interno del bar ci sono molti clienti che tranquillamente sorseggiano il caffè. Scatta il fuggi generale. I cittadini chiamano il 112, numerose le segnalazioni ai carabinieri. Il titolare del locale tenta di bloccare lo straniero in evidente stato di alterazione psicofisica, ma viene aggredito e ferito ad una mano. Sul posto arrivano diverse pattuglie dei militari dell'Arma. L'uomo viene bloccato e portato presso la sede della compagnia dei carabinieri di Montebelluna. Per lui scatta l'arresto per rapina impropria, lesioni personali e danneggiamento aggravato. Nessun militare è rimasto ferito. La rabbia del sindaco Adalberto Bordin. Credo sia necessario avere delle norme più stringenti, delle leggi più stringenti e certezze della pena che prima ancora di punire fungano da deterrente. Il Comune, come ho già detto la settimana scorsa, ha tutta l'intenzione di attuare il Daspo urbano, cosa che è stata, di cui abbiamo parlato anche ieri in un vertice in prefettura. Il sindaco appena accaduto si è recato dai titolari. Vorrei dire che le attività commerciali escono da un momento di pandemia durato più di 2 anni. Christian è il titolare del bar, che lavora qualcosa come 14 ore al giorno, quindi a maggior ragione è una cosa che dà veramente molto fastidio. Il bar è stato chiuso perché il titolare ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari. Incredula la gente. Intanto sui social ha iniziato a girare il video di quei momenti di terrore. Io ho visto dei video che mi hanno mandato su WhatsApp questa mattina. Sono video un po' che fanno un po' pensare. Io mi immagino seduto qui con mia figlia e succede questo. Cosa fai? Io faccio anche volontariato con l'Arma dei Carabinieri, sì, con l'associazione nazionale, e si vedono sti fatti sporadici di questa gioventù che non so cosa ci sia in giro. E a Vidor è stato il giorno del lutto, si sono conclusi da poco i funerali di Patrizia Bisol e Luca Carrera, la coppia di coniugi vittima di un terribile incidente stradale domenica sulla strada regionale Feltrina. Eravate i nostri punti di riferimento, il ricordo di tutti. Grazie Patrizia per ogni versione di te che ci hai regalato come mamma, figlia, sorella,
zia, cognata, cugina, amica, collega. Grazie Luca per il tuo unico modo di essere papà, figlio, fratello, zio, cognato, cugino, amico, collega. Terremo sempre nel cuore come grande esempio e forza il vostro modo di vivere la vita al 100%. Le parole di gratitudine di familiari e amici sono state affidate a Don Livio Dallanese, comprese quelle dei figli Anna e Andrea, attorno ai quali si è stretta un'intera comunità, quella di Vidor, dove Patrizia Bisol e Luca Carrer erano dei punti di riferimento per molti. Impegnati nel lavoro, nella cura della famiglia e nel volontariato, entrambi donatori, il loro è stato un segno indelebile, a dimostrarlo le oltre 2000 persone che hanno gremito la chiesa e il sagrato. Patrizia, 57 anni, e Luca, 54, hanno perso la vita domenica in un incidente stradale lungo la regionale Feltrina. Erano a bordo della loro moto, una passione comune quando si sono scontrati con un camper. Il vostro sorriso e il sole che ogni giorno risplendeva nei vostri occhi rimarrà sempre in noi. Niente potrà mai toglierci questo grande ricordo e regalo che ci avete fatto, quello di insegnarci che la vita è preziosa e bella e va vissuta in ogni momento con il sorriso e sempre con tanto amore per gli altri. Così dunque a Vidor, dove per noi c'era il nostro Nicola Marcato, e si continua a cercare il giovane francese scomparso la scorsa settimana da Treviso. Preoccupatissimi i genitori che si sono affidati a un legale trevigiano. Per ora fortunatamente è ancora nei paraggi e speriamo che le segnalazioni e questo nuovo appello possano sortire i risultati sperati. Non si esclude possa essere ancora in città o nei dintorni Jolie Exos, 26enne di origini francesi, di cui si sono perse letteralmente le tracce. L'allerta con il passare dei giorni è diventata generale per questo giovane che si trovava nella Marca per sottoporsi a delle cure mediche. Dopo essere uscito da solo a piedi dall'ospedale Cafoncello si è come volatilizzato l'8 di giugno, lasciando nella disperazione chi lo conosceva. La denuncia dei genitori, il padre si trova in Francia, la madre a Vicenza, è stata fatta il giorno successivo e un appello è stato lanciato anche nel corso della trasmissione Chi l'ha visto. È stato veduto al centro Appiani, nel garage, e credo domenica scorsa, verosimilmente chiaramente, perché si tratta di segnalazioni di chi l'ha visto, non possiamo avere la certezza, e sono già state fatte delle informative alla questura perché proceda a degli approfondimenti. Una seconda segnalazione è stata effettuata vicino al palazzo di Confcommercio in Vicolo Venier, quindi in zone molto vicine al luogo in cui è stato visto per l'ultima volta, ovvero al Cafoncello. Il ragazzo potrebbe essere salito su un treno dopo aver raggiunto la stazione del capoluogo. In tasca non aveva il suo cellulare. Si tratterebbe, stando ai primi riscontri degli inquirenti, di un allontanamento volontario, non il primo tra l'altro. I genitori si sono appoggiati all'avvocato trevigiano Fabiana Biasetto per tenere alta l'attenzione su una scomparsa che inquieta. Jolie manca da oltre una settimana. Sono preoccupatissimi perché il ragazzo ha bisogno di cure mediche e quindi è necessario che si sottoponga a dei trattamenti sanitari. E quella di oggi nella Marca è stata una giornata di controlli e decine di uomini militari e dell'Arma impegnati. Del controllo di oggi, che è attivo sull'intero territorio provinciale, si prefigge assolutamente l'obiettivo innanzitutto di fornire rassicurazione della presenza continua e quotidiana da parte dell'intero comparto. È scattato alle 13 su tutto il territorio provinciale il servizio straordinario a largo raggio disposto dal comando provinciale dei Carabinieri. 80 i militari dell'Arma impegnati sul campo fino a sera per un'attività di prevenzione e contrasto dei reati. Osservati speciali i luoghi dell'aggregazione giovanile per il fenomeno delle baby gang, ma anche le vie dei centri più frequentate, anche dai turisti, sorvegliate le arterie principali della Marca.
Ci troviamo per esempio in questo momento sul Terraglio, che è uno snodo sappiamo cruciale, collega le province di Treviso e Venezia, e quindi siamo qui con un posto di controllo per l'occasione rafforzato dalla presenza, oltre che della pattuglia della stazione di Mogliano Veneto, con 2 equipaggi del nucleo radiomobile della compagnia di Treviso, un autoradio, quindi automontata come si suol dire, e 2 motociclisti. Massima l'attenzione nel contrasto ai reati contro il patrimonio. Con l'estate cresce infatti l'allerta per i furti in abitazione e più in generale per i crimini nei confronti dei soggetti più deboli. Le raccomandazioni sono quelle intanto di non lasciarsi avvicinare, rivolto soprattutto agli anziani, di non lasciarsi avvicinare da persone sconosciute, perché la cosiddetta tecnica dell'abbraccio consiste proprio nel contatto cercato da una donna, il più delle volte di bella presenza, che per una scusa qualsiasi, una banale scusa, ad esempio adducendo di conoscere una persona, di avere amicizie comuni o di essere una vecchia conoscenza della vittima, si avvicinano e repentinamente, senza neppure farsene accorgere, nell'immediato riescono a sottrarre oggetti in oro, la catenina piuttosto che il portafogli. E vi possiamo già dare alcuni risultati di questa maxi operazione. È stato deferito all'autorità giudiziaria minorile un 17enne trovato in possesso di alcuni grammi di cocaina già suddivisa in dosi in compagnia di un altro giovane che sarà segnalato quale assuntore. Questo a Castelfranco Veneto, deferita all'autorità giudiziaria per falsità materiale commessa da privato, uso di atto falso e ricettazione in concorso, una coppia a bordo di un'auto in transito nella Castellana. La carta di circolazione esibita era falsa. Un trentenne poi è stato controllato alla guida ed è stato trovato ubriaco. Le immagini che vedete sono relative ai controlli al Biscione di Conegliano, tra le zone più calde della Marca. Questa mattina uomini della Questura di Padova sono intervenuti in via Tommaseo, nella città del Santo, presso un B&B per un decesso. Un uomo è stato trovato senza vita all'interno della stanza che occupava regolarmente da un paio di giorni. Si tratta di un italiano di 40 anni, originario della provincia di Treviso, conosciuto come assuntore di droga. Nessun segno di violenza è stato visto, è stato riscontrato sul corpo. La salma è comunque a disposizione dell'autorità giudiziaria, disposta l'autopsia per chiarire se la droga sia una causa del decesso. Nella stanza, va detto, non è stata trovata sostanza stupefacente. Cambiamo decisamente argomento, è uno dei fronti caldi di queste settimane, di questi giorni. Parliamo di alloggi popolari, muffe e umidità nelle abitazioni. Questa è la situazione che viene denunciata da un inquilino dell'Ater che vive da mezzo secolo in uno dei complessi popolari più conosciuti della città. Ma ci racconta tutto Lucio Zanato. Qua praticamente dove che ha fatto il primo cappotto, che si è partito da qua, si è crosta tutto e purtroppo non altri che vengono fuori a muffa dentro. Quanti anni è che ha questo cappotto? 11-12 anni grosso modo. E questa è la situazione del complesso popolare più conosciuto della città. Si tratta del Biscione di San Paolo, 102 appartamenti che ora esternamente si trovano in queste condizioni. Perché quando che piove noi vede che se, tutte quante crostaie e bombano dentro, no? Come tutte le robe, se ne spugna. E che la spugna te porta dentro. Io ho fatto dei lavori, però d'inverno viene fuori. Con questi risultati, tenendo conto che siamo in un anno dove i giorni di pioggia si possono contare sulle dita delle mani. Lei abita qui da 50 anni? Sì. Ma ha sempre avuto problemi con la casa? No, da quando che ha fatto il cappotto? Prima non avevamo mai avuto, tramite il riscaldamento che si centrale, ma quello lo sa tutti, che ha fatto il palazzo di 103 appartamenti senza camini. Sì, che gli ha fatto dei sbagli enormi e purtroppo siamo andato a pagare in altri. Ma le infiltrazioni d'acqua non è l'unico regalo dell'Ater. Qui voi avete un problema che vi hanno anche aumentato gli affitti, come funziona? Poco can, mica fu non video apertura e chiusura ai parchi, mi ha aumentato 150 euro perché devo fare l'unico, no? Cioè di fatto Giancarlo Bisetto alla fine paga per essere nonno vigile. Nonostante ciò, dopo aver fatto crescere in questo appartamento 5 figli, oggi è disposto a riconsegnare l'immobile per altre famiglie più numerose, ritirandosi con la moglie
da un'altra parte. Un mini, qua, ci sendivo fare a Munico quei bei là, anche più piccolo che siete qua, bonus dell'altro del comune, non importa, voi da pagare qualcosa in più sono qua, ma che non abbia muffa dentro, perché mi guarda che ha visto che ho doppi qui, uno di 8 e uno di 7 anni. Nipoti che Giancarlo e la moglie seguono ogni giorno, ben sapendo che è più semplice farsi riassegnare un immobile più piccolo che vedere in tempi brevi un intervento risanatore dell'intero complesso di, vale la pena ricordarlo, oltre 100 appartamenti, tutti, in tutto o in parte, alle prese con le infiltrazioni. A me non chiedo più niente nell'altro, neanche al comune, perché sono un sacco di volte e non parlo sempre per me. Noi esistiamo. E di una vera e propria emergenza abitativa parla il Sunia di Treviso. Parlare di emergenza oramai per quanto riguarda il comparto casa è dal punto di vista proprio dell'ettimo della parola non corretto. Purtroppo la situazione è diventata esplosiva, non più emergenziale. Una bomba sociale, l'emergenza abitativa che con la pandemia prima e la crisi ora rischia di esplodere in tutta la sua gravità. In Italia, ma anche nel ricco nord-est, dove 2 persone su 3 hanno l'immobile di proprietà, la casa appunto è ormai un bisogno cronicamente non tutelato. Aumento delle spese, rincari delle materie prime, caro bollette, elementi di una tempesta perfetta che rischia di travolgere quelle famiglie in condizioni precarie, ma che finora erano riuscite a far fronte alle normali spese come affitti o mutui. Queste famiglie si trovano ora a dover scegliere tra pagare la bolletta, pagare l'affitto o il mutuo o, ad esempio, poter andare a lavorare e fare il pieno della macchina o dare da mangiare ai figli. In provincia di Treviso sono 4.800 gli alloggi popolari, di questi circa un 10% al momento sfitto. Una volta riconsegnati agli enti gestori, questi immobili hanno bisogno di interventi di manutenzione, spesso anche onerosi, spiega Gava. Purtroppo la risposta negli ultimi tempi, negli ultimi anni dagli enti è non abbiamo denaro e quindi la carenza di abitazione nel territorio trevigiano è cronica, è una necessità che sta diventando veramente principale e che va naturalmente ad interessare sempre di più le classi, le situazioni di famiglie che sono meno agiate. Da tempo sostengo, aggiunge Alessandra Gava, che i proprietari diventano protagonisti del welfare. Per questo una politica abitativa deve dare risposte alle famiglie che necessitano di un immobile, ma anche a chi ne possiede uno. Dal momento che si accollano mesi, se non anni, di mancati pagamento di affitto e di spese di condominio ed arrivano a dare lo sfratto ai propri inquilini soltanto quando effettivamente appunto le tasse da pagare e le spese anche per loro diventano insostenibili. Spese insostenibili, questa è la voce dei trevigiani. Ci sono serie preoccupazioni anche tra i ristoratori dove scarseggiano le materie prime. La bolletta ha visto un cambiamento? Certo, nella bolletta quanto? Della luce quasi raddoppiata. Quanto pagava prima, si può dire? Pagavo sui 45, adesso pago quasi 90. Un negozio così abbiamo una bolletta solitamente sui 200 euro. Adesso siamo passati a 400, 500 e anche 600 euro, cioè, quindi triplicata la bolletta, tutto diventa ingestibile. 200 euro se passati a 430 di gas. Visibili nero su bianco i rincari di luce e gas nelle bollette dei cittadini, e ora con il taglio delle forniture proprio di gas del 15% dalla Russia all'Italia i prezzi sono destinati nei prossimi mesi ad aumentare. Alle famiglie si chiede di rivedere i propri consumi limitando l'uso dei condizionatori in estate e in vista dell'inverno abbassando di qualche grado la temperatura interna alle abitazioni. C'è chi pensa poi a soluzioni alternative. Noi stiamo cercando di pensare, ipotizzare a situazioni alternative a casa, installazione
installazione di pannelli fotovoltaici, cose di questo genere. Ci stiamo orientando verso consumi di altro tipo. Sacrifici più o meno grandi, difficili da applicare però negli esercizi pubblici. Non possiamo ospitare i clienti in locali dove fa caldo in estate o freddo in inverno e non possiamo spegnere le celle frigorifere, spiega il presidente di Veneto Imprese Unite. Non può esserci una vera indicazione in tal senso che sia favorevole ai ristoranti e ai bar, perché appunto è un luogo di svago e lo svago finisce nel momento in cui si vive in situazioni di disagio. Quindi penso che non sia auspicabile e comunque qualora arrivassero da parte del governo indicazioni in tal senso sicuramente ci muoveremo per tempo per cercare una soluzione alternativa. E facendo la spesa è presto quantificabile anche l'aumento di altri beni. Sono aumentati i generi alimentari, questo è un paese che sta andando così a vuoto. Materie prime che costano troppo o che addirittura non si trovano, come è accaduto nei giorni scorsi con lo sciopero dei pescherecci. Molti ristoranti hanno dovuto tenere chiuso diversi giorni o rivedere il proprio menù, magari un ristorante storico di pesce si è trovato a dover usare tagli di carne pur di riuscire a portare a casa qualche centinaia di euro. Adesso iniziano ad arrivare molti turisti stranieri e molto spesso è difficile far capire che appunto non tutto il menù normalmente disponibile è oggi effettivamente a disposizione loro. Ieri la diffida a Zaia per le opere complementari della superstrada pedemontana veneta è scontro aperto tra il comune di San Zenone degli Ezzelini e la regione. A questo punto si arrangeranno gli avvocati, ha sbottato l'assessore regionale Elisa De Berti di fronte alla diffida inviata dal comune di San Zenone degli Ezzelini a Palazzo Balbi. Nodo del contendere l'accordo di programma sottoscritto nel 2012 che prevedeva sul territorio comunale opere compensative per la realizzazione della superstrada pedemontana veneta. Interventi che ha denunciato il sindaco Marin sono rimasti sulla carta, come non è stato dato corso alla richiesta di convocare quantomeno una conferenza di servizi. Quell'accordo di programma, ha spiegato De Berti, prevedeva gli interventi di compensazione solo previo reperimento delle risorse. De Berti, che ha definito il modo di agire di Marin fantasioso, forse dettato dalla giovane età, anche nel proporre un progetto modificato rispetto a quello originario. Ma il primo cittadino non ci sta. Il mio essere così giovane non mi impedisce di documentarmi. Quelle opere erano urgenti e da realizzare contestualmente alla pedemontana, dice in una nota diffusa nel pomeriggio, poi seguita da un video sui social rivolto alla cittadinanza, dove riferisce anche degli scambi avuti con l'assessore. Ho avuto ancora delle riconferme da parte della vicepresidente che le risorse non ci sono e che forse me le troverà, e allora abbiamo detto basta perché siamo stanchi, basta perché San Zenone ha subito fin troppo, Carainati ha subito e sta subendo fin troppo, basta, noi siamo stanchi. Da qui allora ci siamo confrontati con i nostri legali ed è partita la diffida rivolta alla regione affinché convochi un tavolo di nuovo per discutere e programmare le opere che ci spettano. Questo si doveva fare, questo dovevamo fare per il bene della nostra comunità. Domani a Belluno arriva il ministro per gli affari regionali Maria Stella Gelmini, ospite degli industriali bellunesi. Ci sarà anche il sindaco di Treviso Mario Conte. Autonomia del Veneto, ogni occasione è buona per fare pressione sul governo e in particolare sul ministro competente che domani sarà a Belluno, e ci sarà anche il presidente regionale ANCI, Mario Conte. Io porterò sul tavolo di discussione anche questo aspetto. Domani si parlerà di progettazione e sviluppo turistico delle città montane, però insomma lo faremo con al centro anche la voglia di assumerci maggiori responsabilità da un punto di vista finanziario. Autonomia però come l'ha prospettata il presidente Zaia e non come ipotizza una parte della politica italiana, Partito Democratico in testa. C'è chi dice meglio un uovo oggi che una gallina domani. Ma ognuno è libero di pensarla come vuole. Noi abbiamo cominciato questo percorso coinvolgendo i cittadini con delle regole ben precise che prevedeva un certo tipo di autonomia. Poi in corsa a cambiare i progetti non è sempre corretto e credo che in questo caso le richieste che il presidente Zaia fa sono assolutamente legittime. Autonomia, uno dei fronti della Lega in Veneto, che ora chiede un confronto con il segretario Salvini. Se non ti votano evidentemente un problema c'è, va analizzato questo, secondo me senza
processi alle persone, ma ricompattandosi, riscrivendo un'agenda politica che possa incarnare davvero quelle che sono le esigenze dei nostri cittadini. Ma più che un confronto con i militanti, Conte propone un incontro aperto a tutti i sindaci leghisti del Veneto, guardando più al popolo e meno al palazzo. Oggi noi rappresentiamo delle comunità che sono stremate, preoccupate e sono reduci da 2 anni pandemici e ci dicono concretamente quelle che sono le loro esigenze e i loro problemi. Ecco, se noi come partito riusciamo a costruire un programma elettorale sulla base di quelle criticità, cioè quindi quelle istanze che arrivano dal popolo, potremmo tornare a dire la nostra. Diversamente, se continuiamo a seguire logiche magari molto più governative, però distanti da quelle che sono le esigenze dei cittadini, rischiamo di continuare a perdere appeal nei confronti del nostro elettorato. Da oggi via le mascherine nei cinema e nei teatri. Siamo stati in un cinema storico di Treviso, all'Edera. Molti la toglieranno perché è facoltativo l'uso, ma immagino che molti la toglieranno perché già abbiamo assistito a segnali di insofferenza. Dopo più di 2 anni il ritorno alla normalità per le sale cinematografiche, così come per i teatri, sembra compiuto, e così dopo l'abbandono del Green Pass il 1° maggio scorso, da oggi si salutano anche le mascherine, sia le FFP2 che chirurgiche, dispositivi che però restano su mezzi di trasporto, RSA e strutture sanitarie. La stessa curva epidemiologica infatti conferma come il virus non sia sparito, anzi in questi giorni i bollettini registrano un balzo nei contagi, con i vaccini che sembrano originare ancora le conseguenze più gravi. Per Sandro Fantoni, titolare dello storico cinema Edera a Treviso, è il momento di cambiare pagina e di fare chiarezza sulla salubrità dei luoghi al chiuso. Di timore ne è stato diffuso molto, è stata fatta molta propaganda anche avversa ai nostri locali, perché si parla di locali al chiuso in maniera così come se al chiuso ci fossero ambienti malsani. Ci tengo a precisare che abbiamo sanificatori d'aria negli ambienti e abbiamo i filtri, per cui posso garantire che l'aria che si respira in sala è molto migliore di quella che si respira fuori. Alle spalle 2 anni di continui stop and go, adesso si guarda al futuro con una certa fiducia. Io sono stato anche all'estero e la cosa è superata. Poi se in Italia è rimasto qua il Covid perché gli piace venire in vacanza qua, allora è probabile che sia così. E sul nodo delle mascherine il governo ha fatto finalmente chiarezza in vista della maturità 2022, così al liceo artistico di Vittorio Veneto. Io mi aspettavo questa iniziativa, anzi forse potevano effettivamente arrivarci un po' prima. Noi a scuola abbiamo già fatto la comunicazione a tutti i partecipanti all'esame di maturità che prevedeva l'obbligo della mascherina. Adesso scriveremo invece che è fortemente raccomandata, e conto che almeno gli studenti durante l'orale abbiano la possibilità di toglierla. Fortemente raccomandata ma non obbligatoria, questa è la formula che sembra trovare d'accordo il mondo della scuola in vista degli esami di maturità e terza media. Dopo giorni di indecisioni, passi indietro e fughe in avanti, il governo ha tracciato la strada. Certo, resta una discrezionalità da governare, molto dipenderà anche dagli spazi effettivamente a disposizione. Il preside del liceo artistico Munari di Vittorio Veneto va nel concreto. Il fortemente raccomandata ovviamente pone la questione anche su una specie di accordo tra le persone presenti, cioè sicuramente ci saranno situazioni in cui tutti per loro sensibilità decideranno di tenerla, e situazioni in cui forse anche per le condizioni ambientali, per esempio nel mio liceo artistico c'è una grande possibilità di areare i locali, sono ambienti molto grandi, sicuramente questa mascherina verrà tolta pur essendo raccomandata. Un cambio di rotta alla fine del terzo anno scolastico segnato dal Covid, picchi di contagio e relative quarantene, tamponi in classe e regole non sempre chiarissime. La massa di lavoro dedicata al Covid è stata enorme, in alcuni periodi praticamente quasi su 24 ore, perché anche durante la notte si verificava la posta elettronica per vedere se la mattina dopo certe classi potevano continuare a frequentare oppure no. E già si guarda il prossimo anno scolastico, stavolta con maggiore fiducia. Spero che si possa tornare a una normalità di comportamenti, pur in presenza di persone che continueranno a contagiarsi, immagino, però di trovare un pochino una normalità in questa emergenza che non è finita. Pubblicità fra poco.
Di nuovo in diretta. Ha suscitato profonda commozione a Treviso il ritrovamento dopo oltre un secolo del piroscafo dove morirono oltre 500 trevigiani dello storico reggimento 55esimo Fanteria. La notizia, è il caso di dirlo, è emersa oggi ad un mese dall'individuazione. Una spedizione, dopo 106 anni dall'affondamento, ha ritrovato il piroscafo Principe Umberto. Individuato davanti alla costa albanese di Campo Linguetta, adagiato sul fondo a quasi 1000 metri di profondità, il relitto contiene i resti mortali di 1916 soldati italiani, 521 originari dalla provincia di Treviso. Erano i militari del 55esimo Reggimento Fanteria della Brigata Marche, oggi per molte generazioni solo i nomi di 2 strade cittadine. Perché questo ritrovamento è così importante per i trevigiani? Perché il 55esimo Reggimento Fanteria è il reggimento di Treviso, nacque nel 1861 nelle Marche assieme al 56esimo Reggimento che ebbe sede durante la pace a Belluno, mentre il 55esimo era a Treviso e faceva parte appunto della Brigata Marche. Aveva la caserma in via Canova, l'ex intendenza di finanza, fino al 1942 quando fu trasferito alla caserma, attuale caserma Serena, e l'8 settembre chi c'era fu catturato e fece parte di quella processione fotografata in Calmaggiore dal fotografo Nashin Ben. Una storia trevigiana che durante la Grande Guerra si era spostata prima sull'Isonzo e poi verso l'Albania. Fu un bagno di sangue. Dopo la Bainsizza la brigata, il 55esimo Reggimento Fanteria fu chiamato in Puglia, venne imbarcato e mandato in Albania dove stava arrivando l'esercito serbo in ritirata. Ripartendo da Valona a bordo del piroscafo Principe Umberto, esattamente la notte tra l'8 e 8 giugno 1916 fu silurato dal sommergibile U5 austriaco che stava ritornando a Cattaro, nelle bocche di Cattaro. Fu il più grande disastro di tutti i tempi per la Marina italiana. La lista degli annegati trevigiani parte da Raffaele D'Alesi di Altivole e si chiude con Giovanni Marchi da Zero Branco, tutti soldati con le mostrine che ricordavano Treviso. Ma soprattutto per i colori delle mostrine che erano bianco-azzurre esattamente come quelle del gonfalone della città di Treviso. Sergio Tazzer, da storico ma anche da giornalista, lancia però un appello. Io lascerei questo relitto ad essere ancora tomba per alcuni di quelli che ci sono dentro e che il mare conserva la memoria del 55esimo Reggimento Fanteria, come sarebbe bene che anche Treviso imparasse a conservarla meglio. Sempre Lucio Zanato ci racconta la presentazione avvenuta questa mattina del cartellone stagionale del Teatro Comunale Mario del Monaco, un incontro iniziato con un ringraziamento al sindaco di Treviso. Grazie a Mario Conte, noi siamo Teatro Nazionale, punto. Ha esordito così oggi al Del Monaco il presidente del Teatro Stabile del Veneto Giampiero Beltotto. L'occasione è la presentazione del cartellone della nuova stagione con 3 opere liriche, 11 spettacoli e un galà per ricordare il grande tenore trevigiano a 40 anni dalla scomparsa e 11 dall'intitolazione del Teatro Comunale. E come nello stile del presidente, tra i tanti argomenti trattati uno ha toccato il tema biglietti con l'agevolazione a 3 euro per i giovani universitari. Io dico che abbiamo messo in vendita per gli studenti i biglietti a 3 euro che sono almeno 1,5 euro in meno del costo di uno spritz. Convincere i nostri ragazzi che si deve spendere almeno il costo di uno spritz per venire a teatro mi sembra il minimo sindacale. Perché la visione del Teatro Stabile del Veneto è di allargare gli orizzonti culturali per allargare la visione dei cittadini. Stiamo pensando a un teatro che spalanchi porte e finestre, che si renda conto di quello che c'è intorno e che abbia una base sia produttiva sia finanziaria per poter reggere alla concorrenza che arriva da fuori. Ovvero da Vienna a Budapest le 3 grandi produzioni della Mitteleuropa a cui rispondere con la cultura del nord-est. Quindi un nord-est sempre più unito sotto il profilo della cultura. Beh, ma se non è unito sulla cultura, su vuoi che rimanga unito. Tra i titoli Alessandro Preziosi con l'Otello della parte di Cassio, il Don Chisciotte ma anche Testimone d'accusa di Agatha Christie. Spettacoli che ruoteranno anche a Padova e Venezia, mentre Treviso terrà per sé quella che tutti giudicano la marcia in più. Il Teatro di Treviso ha una storia
indimenticabile sulla lirica e sulla musica. Hanno qui cantato e diretto, da Toscanini ai grandi cantanti della lirica, Mario Del Monaco, Caruso, eccetera. Tutti hanno avuto una vetrina importante su Treviso, e Treviso era il teatro molto riconosciuto a livello nazionale e anche internazionale. È ancora un teatro di tradizione tra i 29 teatri di tradizione italiani, quindi un teatro che deve ritornare agli splendori di un tempo, e quindi è giocoforza il capofila, se vogliamo, come qualche volta il Teatro Stabile dice, anche per la lirica e per la musica. Ecco allora le 3 opere liriche in programma: Rigoletto, Trovatore e i Montecchi e Capuletti di Bellini, ma soprattutto un galà dedicato a Mario Del Monaco, in una sorta di risarcimento rispetto al costante ricordo di Toti Dal Monte con lo storico concorso lirico. Andiamo adesso a Belluno. In primo piano per la cronaca dal bellunese il cordoglio di un'intera comunità, quella di Longarone, per la morte di Gianni Olivier, uno dei testimoni più accorati del Vajont. Il suo nome era Gianni Olivier e avrebbe compiuto 88 anni a luglio, ma per tutti era il maestro, testimone del Vajont. Era perché ora non c'è più. Purtroppo la scomparsa del maestro Gianni è sicuramente una perdita importante, anche perché lui ha racchiuso la storia e soprattutto ha fatto tanta ricerca, ha recuperato i nomi di tutte le vittime, delle loro famiglie, ha fatto un grandissimo lavoro anche fotografico delle vecchie lapidi del cimitero di Fortonia. Devo dire che è un patrimonio inestimabile che però lui non ha tenuto per sé, ma ha donato alla comunità, e questo è sicuramente un altro dei suoi grandi valori. Olivier era la memoria storica della tragedia nella quale aveva perso 28 familiari, tra cui i genitori e il fratello, allora capitano della locale squadra di calcio, il cui corpo fu ritrovato solo mesi dopo. È stato maestro delle elementari, è stato il mio maestro dalla 3ª alla 5ª elementare, quindi devo dire che da lui ho imparato tantissimo, ha cresciuto generazioni di giovani. È stato uno dei grandi protagonisti della ricostruzione di Longarone, della nostra comunità, anche dal punto di vista sociale. Poi ha creato il Circolo Fotografico Recalchi, ha dato un grandissimo contributo all'associazione Vajont dei superstiti, e devo dire che la sua figura era un riferimento per tante persone. La cronaca questa mattina verso le 10:30 a Santa Giustina, un uomo di 75 anni, mentre veniva sorpassato da un autocarro condotto da un 52enne bulgaro per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della bicicletta finendo a terra. L'uomo, ricoverato a Belluno, non risulta essere in pericolo di vita. A Feltre tutto è pronto, ritorna la mostra dell'artigianato. Da un anno all'altro quasi raddoppiano gli artigiani che parteciperanno alla mostra dell'artigianato di Feltre, giunta quest'anno alla sua 36esima edizione e che aprirà i battenti tra 2 settimane esatte. Tanti da dover dire di no, perché di spazi non ce ne sono più, ormai nemmeno per dormire. Un ringraziamento ai proprietari degli androni che ci aprono le porte dei loro palazzi per permettere agli artigiani e agli stand degli artigiani di allocare i loro materiali. Tra le novità dell'edizione 2022, dal portare la mostra sino ai piedi del castello di Alboino, all'aver cercato e voluto una collaborazione con il CAI in occasione del suo centenario, tanto che proprio ai temi della montagna sarà dedicata la tradizionale sfida tra fabbri che avrà luogo in Largo Castaldi. Abbiamo pensato di trovare questa collaborazione con la mostra dell'artigianato per rendere l'evento più interessante, perché è un evento nazionale, quindi gente che proviene da tutta Italia, e trovare una città viva in modo insolito, perché sono aperti tutti gli androni con degli stand di artigianato, rende tutto molto più suggestivo e attraente. E a proposito di grandi eventi feltrini, saranno le voci di Paolo Mouton e del debuttante Nicola Maccagnan ad accompagnare gli spettatori della 43esima edizione del Palio di Feltre. Accanto a loro Alessia Dallò, confermata come presentatrice della prima importante serata della settimana pagliesca. Un cambiamento quindi, con Maccagnan che sostituisce Laura Pontin, conduttrice delle edizioni 2019-2021, che quest'anno non potrà essere presente. 2 conferme con la storica voce di Mouton a commentare
affrontare le sfide sportive e quella di Alessia Dallò a far da chiosa alle gesta dei gruppi sbandieratori. Così dunque a Feltre. Non ho particolari aggiornamenti da darvi da Belluno e Treviso, e quindi tutto anche per questa edizione. Grazie davvero per l'attenzione, buon proseguimento di serata. Da oltre 40 anni Bacifrutta c'è per te. La qualità e il risparmio Bacifrutta c'è per te. Selezioniamo il prodotto, Bacifrutta c'è per te. Bentrovati al meteo. Sempre alta pressione africana, condizioni sostanzialmente stabili, salvo in montagna, e caldo afoso. Vediamo il dettaglio di venerdì 17 giugno. Sul Veneto tanto sole, cielo in genere poco nuvoloso. Nelle ore più calde della giornata, possibile formazione di qualche temporale di calore sui rilievi. Non si esclude a seguire anche sulle zone adiacenti e fin verso le pianure. Temperature minime tra 16 e 24 gradi, massime comprese invece tra i 29 e i 33 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso sarà soleggiato, cielo sereno o velato, senza piogge. Sulla costa la brezza manterrà l'aria un po' più fresca. Temperature minime tra 18 e 23 gradi, massime oscillanti invece tra i 31 e 33 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove dominerà il sole, qualche nube alta ma innocua. Temperature minime intorno ai 19-20 gradi, massime sui 32-34 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Da oltre 40 anni Bacifrutta c'è per te. La qualità e il risparmio Bacifrutta c'è per te. Selezioniamo il prodotto, Bacifrutta c'è per te.